mi sono sinceramente stancato di sentire parole polemiche e poche soluzioni ai problemi. Il Comitatone aveva, tra virgolette, partorito, analizzato 13 diversi progetti. Noi stiamo facendo sintesi con 3 progetti, Chioggia, San Nicola e Malamocco, sono arrivati perché a febbraio abbiamo avuto uno dei tanti, penultimo incontro con provveditore e presidente dell'autorità di sistema portuale, capitaneria di porto, oltre che la direzione del mio ministero. Sono stati dati 30 giorni al presidente dell'autorità di sistema Musolino per costruire, scrivere i progetti di prefattibilità tecnica. Per ora ne sono arrivati 2. Su Malamocco si sta verificando, il provveditore Diretti, che deve essere più attento e veloce, sta verificando un ultimo dettaglio per capire se anche su Malamocco poterlo fare. Io sento parlare tanto di Marghera, le dico in tutta sincerità che pensare di andare nel canale Petroli, di incrociarmi con una nave che trasporta petroli, io che sono un turista, sinceramente non mi entusiasma più di tanto. Ci sono buone alternative, però ho imparato a dare le soluzioni quando ci sono tutti i dati scientifici sul tavolo, numerici sul tavolo, di fattibilità sul tavolo. Una tempistica di quando si riuscirà ad avere il progetto definitivo? Ci dia un tempo. Io penso che alla fine, tra 6 mesi, sarà completato tutto. Purtroppo lì c'è il problema della caratterizzazione, o meglio, il progetto definitivo lo avremo prima. Per partire dobbiamo aspettare purtroppo quelle verifiche che mi fa arrabbiare. Negli anni non sono mai state fatte, che sono le caratterizzazioni, sono le verifiche scientifiche in quegli altri canali che devono essere l'alternativa provvisoria alla soluzione definitiva.